Bene, eccoci anche oggi insieme. Come ci piace fare quando ci riusciamo, portiamo a maggiore conoscenza, per quanto ci compete, di un problema che rischia di deflagrare prossimamente. Il problema si chiama deflusso ecologico, sostanzialmente è una normativa europea che indica quanta acqua deve rimanere all'interno del fiume, in particolare parliamo del fiume Piave, è un obiettivo condiviso, però ovviamente ci sono tanti modi per arrivare a raggiungerlo. Il problema è che il deflusso ecologico dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio del 2021, quindi fra pochi mesi, a meno che la Regione faccia pressione sul governo, che a sua volta intervenga con una legge, una sorta di moratoria, insomma, visti i dati che sono stati prodotti sia dal Consorzio di Bonifica Piave, di cui ospitiamo il direttore Paolo Battagion, sia da Enel Green Power, dati che sono stati presentati in piazza, nel vero senso della parola, al recente Festival della Bonifica. Qual è il problema? Il problema è che nel Veneto, in particolare dal Piave, discende un regime strettamente interconnesso di ramificazioni idriche, di corsi d'acqua, di canali, di rogge, tant'è che insomma si dice che lo stesso Sile sia un figlio illegittimo del Piave, già che il 20% dell'acqua del Sile deriva proprio dal Piave. Ma poi c'è tutto il sistema delle risorgive, c'è l'irrigazione, insomma ci sono i laghi di montagna attorno ai quali ormai si è sviluppata anche un'economia turistica. Il fatto di lasciare d'emblée più acqua nel Piave significa sottrarla al territorio. La cosa può essere fatta, ma deve essere concertata e protratta con degli interventi nel tempo. Ne parliamo con Paolo Battagion. Tanto per fare l'avvocato del diavolo, però diciamola fino in fondo, di nuova regolamentazione delle acque si parla dal 2000, con la direttiva quadro acque, di deflusso ecologico si parla dal 2012, diciamo che la politica è stata un po' distratta, lo diciamo con un eufemismo e con un sorriso. Detto ciò, il problema c'è, perché il nostro ospite ha detto chiaro e tondo che se dovesse essere applicato sic et simpliciter dal 1 gennaio 2021, l'anno prossimo non ci sarà acqua sufficiente per irrigare. E parliamo delle terre del Prosecco e delle terre del Radicchio, per dire di due eccellenze nazionali, internazionali. Prego. Certo, questo è il rischio che si potrebbe verificarsi nell'alta pianura trevigiana. Si va nelle zone a nord di Castelfranco, a nord di Treviso, laddove il terreno è molto permeabile e l'acqua naturale non c'è, non esiste. Quindi da oltre 500 anni si è sviluppata una rete molto articolata di derivazioni dal fiume Piave, che avvengono in due punti, precisamente in tre punti in realtà, due direttamente dal Piave presso l'opera di presa di Fener, quella che sta più a monte. Intanto vediamo la cartina, perché ecco, così... e l'opera di presa di Nervesa. Quelle due reti colorate di verde e di rosso sono proprio le principali arterie di questo sistema di derivazione, che innerva tutta quell'area posta a nord di quella linea viola che indica la linea delle cosiddette risorgive. Sotto a quella linea affiora l'acqua naturalmente, al di sopra il materasso permeabile non consente solo che avvenga l'infiltrazione profonda e non consente che si formino fonti di acqua superficiale. Ecco, inviterei la regia a far scorrere le immagini così seguiamo un percorso logico in questi 8-9 minuti. Questa è la sezione proprio dell'alta pianura, dove la classica sezione profonda, dove si vede l'alta pianura e il materasso permeabile, e in azzurro l'acqua che pian piano si forma, la superficie della falda si forma ed affiora più a valle, proprio a valle delle linee delle risorgive, laddove nasce il più grande fiume di risorgiva d'Europa, che è il fiume Sile, che tutti sanno passa per Treviso e poi sfocia nell'Adriatico, però è un fiume che in qualche maniera è molto legato al Piave. Ecco, possiamo andare anche avanti. Perché è legato al Piave? Perché attraverso queste derivazioni che sono tali da parecchi secoli, qui vediamo una carta del 1640, la carta del Bleu, è una carta trattenuta l'originale ai Musei Vaticani. Si vedono con quelle due frecce nere le due derivazioni che esistevano dal 1600, quella del canale Brentella, quella a sinistra, e quella del canale Piavesella a Nervesa, quella più a destra. Parliamo di Repubblica Serenissima. Parliamo di Repubblica Serenissima, sono quelle scelte, risalgono al 1436 la decisione di derivare l'acqua dal Piave, proprio per portare acqua in una zona dove anche la vita era difficile, la vita dei cittadini, di chi ci abitava, oltre che di animali. Andiamo avanti.
Questa è una foto dell'inizio del secolo scorso dove si vede proprio l'attività per garantire l'alimentazione della presa. Qui siamo a Pederobba e proprio il Piave veniva sbarrato con dei metodi così un po' fatto di sassi e terreno e legname, però era già ben attiva all'epoca, quindi ha completamente trasformato un territorio mettendo in evidenza e fornendo numerosi, diciamo, servizi al territorio. Proseguiamo. Il primo tra tutti, ecco, questa è un'immagine che inquadra il territorio che stiamo descrivendo, dove si vede che attorno alle derivazioni sono nati parecchi villaggi, quindi ha completamente trasformato anche dal punto di vista sociale questo territorio. Il Bosco del Montello ci sta in mezzo, il Piave corre a nord e tutta l'area sotto è stata completamente modificata proprio dalla presenza dell'acqua. Altrimenti sarebbe arido perché il terreno è permeabilissimo e quindi l'acqua non si perde. Non può essere coltivato nulla. Ecco, qui vediamo una cartina che mostra il nostro comprensorio evidenziato, che è praticamente corrispondente con la provincia di Treviso, e in azzurro vedete tutte quelle aree là, sono aree con irrigazione strutturata. Strutturata cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono o reti fisse, tipo impianti a pressione, o reti a scorrimento superficiale, le famose canalette, ma reti presenti dalle quali tutte le aziende agricole dell'area prelevano l'acqua nel loro turno e hanno modo attraverso l'acqua che noi consegniamo di coltivare altrimenti una zona dove non sarebbe possibile l'agricoltura. Quindi questo è il principale effetto. All'interno dell'area gialla c'è la possibilità di coltivare, ma non è solo questo. Quello che le derivazioni significano è anche acqua nel territorio. Le derivazioni sono annuali, non funzionano solo d'estate, ma sono in esercizio tutto l'anno e portano acqua in tutte quelle aree che vedete colorate di giallo più chiaro e giallo più scuro. Pensate che l'acqua che viene prelevata da Fener dal Piave arriva di fatto attraverso il fiume Marzenego fino ai margini della laguna, passa per Mestre e poi viene scaricata in laguna. Quindi c'è acqua che in realtà non sappiamo, è così da secoli, ma è presente nel nostro territorio, è presente e consente di alimentare in modo netto ed evidente tutte le risorgive dell'area. Oltre a fare di Treviso, ad esempio, una città d'acqua. Treviso città d'acqua, perché? Perché è percorsa dal Sile, vedete la linea blu più scura che sta sotto, e da nord arriva il Botteniga, fiume che poi dà luogo all'interno, proprio appena a valle delle porte, delle mura di Treviso, dà luogo a Cagnan, Buranelli, Siletto, ben noti corsi d'acqua di Treviso. Il Botteniga è alimentato per l'80% d'acqua derivata dal fiume Piave. Questo è il Botteniga che entra a Treviso dalle mura, probabilmente tutti lo vedono, proprio siamo in via Fragiocondo, vicino a Porta Fragiocondo, e poi se si vedono altre immagini, si vedono, ecco, questo è il Botteniga proprio che viene suddiviso fra Cagnan, Buranelli e Siletto, appena all'interno delle mura di Treviso, ma non solo a Treviso, anche Castelfranco, anche Montebelluna. Qui vedete il canale Brentella a Montebelluna, vedete come ha modificato il territorio. Da un lato ci sono i campi che sono irrigati attraverso quest'acqua, dall'altro si creano delle zone anche preziose dal punto di vista paesaggistico, percorse da quest'acqua che è presente tutto l'anno, ripeto. Oppure, ecco, Castelfranco, le fosse di Castelfranco, l'acqua che gira, che si vede attorno alle fosse di Castelfranco, proviene integralmente, completamente dalla derivazione di Fener. E questo lo sanno bene i residenti, che quando noi asciughiamo per manutenzione le fosse si asciugano, restano vuote completamente. Questa è Villa Bolasco, è un gioiello dell'area di Castelfranco. Le acque che percorrono il parco di Villa Bolasco vengono integralmente dal sistema derivato dal Piave, quindi c'è anche tutta una rete di ville venete che in qualche maniera fruisce da secoli della presenza d'acqua. Questo è importante, questa è la presa di Fener. Attualmente viene rilasciato nel Piave, rispettando il deflusso minimo vitale DMV, 10,2 metri cubi d'acqua al secondo, con il deflusso ecologico ne saranno rilasciati 33,2, quindi 3 volte tanto, il che significa che ci sarà più acqua nel Piave, obiettivo comunque condivisibile, però ce ne sarà molto meno sul territorio, quindi tutto quel bel panorama che abbiamo visto rischia di scomparire, al di là degli aspetti agricoli,
certo. E anche di produzione di energia rinnovabile, perché anche questo... Sì, anche le nostre reti, se dobbiamo rilasciare quei numeri nel Piave, dovranno vedere una diminuzione della portata disponibile alla derivazione, quindi ne subiranno degli impatti tutti i servizi ecosistemici oppure i servizi che si possono avere da quest'acqua derivata. Il primo tra tutti è l'agricoltura, ma anche l'energia rinnovabile viene impattata, diciamo, perché sulle nostre reti sono presenti 49 piccoli impianti idroelettrici, ma è un territorio che ne risentirà, perché dal punto di vista paesaggistico l'acqua è presente da secoli così, quindi ha trasformato un territorio. E se viene meno, gli effetti ci saranno. La domanda sorge spontanea però, quali sono le soluzioni? Perché dicevo, è opinione comune, insomma, che il fiume deve vivere. Il fiume deve vivere e non c'è dubbio che noi ci impegniamo e anche per noi è un obiettivo, però segnaliamo che ci sono degli impatti se tutto succede in maniera repentina. Noi vorremmo che questo succedesse con il tempo per adeguarci a ricercare un nuovo equilibrio. Cosa potremmo fare? Prelevare meno, senz'altro, trasformare tutte le reti che oggi consumano tanto in reti che consumano meno attraverso la trasformazione irrigua che porta dalle vecchie canalette alle reti tubate, e questo ci consente di consumare meno. Perché il rischio di non avere acqua disponibile è molto elevato, quindi si vede qui che la stagione critica, se oggi è 1 su 20 anni, un domani sarà 1 su 2 anni, quindi rischieremo anche l'anno prossimo di non avere l'acqua. Poi potremo invasare negli invasi di pianura, le cave dismesse potrebbero diventare un elemento di favore per poter invasare dell'acqua quando ce n'è di più e poterla avere poi quando ce n'è di meno. Queste sono le nostre iniziative che abbiamo proposto agli enti e che stiamo sostenendo in tutti i modi, anche mettendosi a disposizione con la progettazione e con la ricerca di queste soluzioni. Grazie, per ora mi fermo. Spero di anzi Paolo Battagione sia riuscito a trasmettere il problema che abbiamo da qui a fine anno. Naturalmente corre l'obbligo di ricordare oggettivamente che non è un problema che nasce ieri, ma nasce dal 2012, questo non spetta a lui dirlo, ma insomma qualcuno doveva pensarci prima, ma noi in Italia abbiamo l'abitudine di entrare sempre sulle questioni europee a partita iniziata e ahimè in politica non sempre ci si riesce e non sempre va bene. Però insomma c'è bisogno veramente di un impegno comune, Regione e Stato, per chiedere una moratoria per rapidamente, il più rapidamente possibile, arrivare ovviamente agli obiettivi indicati da Paolo Battagione, che sono, ripeto, obiettivi condivisi e condivisibili, però insomma c'è bisogno del tempo necessario e soprattutto anche di soldi. Circa 200 milioni, vero? 200 milioni di euro è la somma che abbiamo stimato. Per trasformare gli impianti irrigui in impianti, diciamo, a basso consumo idrico. Grazie, buon lavoro. Grazie. Tutti insieme speriamo di farcela. Alla prossima.